3 colpi in una notte, nel mirino dei ladri, 2 esercizi pubblici ed un negozio di parrucchiere. Il modus operandi era lo stesso, mandavano in frantumi le vetrate dei locali, poi l'irruzione lampo, arraffavano quanto potevano e fuggivano, lasciandosi alle spalle ingenti danni. L'esasperazione di uno dei titolari dopo l'ennesimo furto che ai nostri microfoni aveva detto. Ho dormito all'interno aspettandoli, cercando di aspettarli e convincendoli con le mie maniere ovviamente leggere di non entrare più. Furti e spaccate, messe a segno a Vittorio Veneto. Nel mirino erano finiti l'Enoteca Peccato Divino, la Galleria dell'Arte e l'Air Studio di Young. Incastrati dalle impronte digitali, i 2 ladri sono stati identificati e denunciati. Le successive analisi dattiloscopiche e le comparazioni di laboratorio hanno permesso infatti di dare un nome ed un volto alle tracce reperite, attribuendole senza margine di errore agli indagati. È stata un'attività che ha concluso la stazione di Vittorio Veneto in maniera brillante, direi, perché hanno, tramite un sopralluogo fatto in maniera certosina, hanno rilevato delle impronte digitali che appartenevano a 2 soggetti, un 21enne e un 30enne di origine marocchine, senza fissa dimora e con precedenti di polizia proprio specifici per questo tipo di reati, che si erano resi responsabili e sono ritenuti responsabili di una vera e propria scorribanda notturna che era avvenuta il 19 di maggio del 2025 a Vittorio Veneto. Bottini esigui, pochi spiccioli, qualche bevanda, ma il danno strutturale provocato invece era ingente. L'operazione odierna testimonia l'attenzione continua e costante posta dall'Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro il patrimonio, fenomeno che colpisce direttamente la percezione di sicurezza dei cittadini e del tessuto economico locale. Negli ultimi periodi questi casi hanno riguardato un po' tutti i comuni e siamo riusciti anche in altre circostanze a identificare gli autori e si tratta sempre molto spesso di persone che vivono un po' ai margini e quindi questi furti in realtà hanno un ritorno economico bassissimo per chi li commette, ma in termini di danni lasciano sicuramente il segno in chi li subisce, quindi la nostra azione di contrasto è proprio nel cercare di prevenirli soprattutto, ma anche a distanza di tempo di trovare una soluzione al caso in maniera tale che chi poi ha subito questo danno possa eventualmente anche essere risarcito. Le indagini continuano per accertare se i 2 malviventi possano essere responsabili di altri furti.